La chiesa oggi celebra San Pietro Canisio. Il nome Pietro ha origine greca e significa roccia. Oggi 21 dicembre è la giornata internazionale della pallacanestro. Questa data è stata scelta in onore del padre di questo sport, il dottor James Naismith, ed è il giorno in cui alzò la prima palla a 2 di sempre nella palestra YMCA dello Springfield College nel 1891. Il basket è il primo sport di squadra a cui è stata dedicata una giornata internazionale riconosciuta dall'ONU. Nel supplemento domenicale del quotidiano New York World, il 21 dicembre del 1913, il giornalista britannico Arthur Wine pubblicò un nuovo gioco enigmistico denominato Word Cross Puzzle. È considerato il primo esempio delle parole crociate, così come oggi le conosciamo. Ma sapete a cosa serve conoscere il modulo di Young? Gli ingegneri devono sapere quanto una sostanza sia rigida per capire come usarla nelle costruzioni. L'elasticità di una sostanza si misura col modulo di Young, che indica la forza necessaria per deformarla e si esprime in Pascal, unità di misura della pressione. Con un elevato modulo di Young il materiale è rigido e sotto trazione quasi non cambia forma. Con un valore basso la sostanza può invece subire grandi deformazioni elastiche. Buona domenica ai 12. Oggi le quadrature si fanno veramente molto importanti, soprattutto quella di Sole e Venere con Saturno e Nettuno. Forse è proprio il caso che alcuni segni zodiacali accettino il fatto che sia finita un'epoca e che ne comincia un'altra. Vediamo chi. Ariete, per voi non finisce proprio nulla, anzi inizia qualcosa, ma su modalità diverse. Ora datevi un po' di pace e di requie e rifugiatevi un po' nelle mollezze di un weekend che vi permetterà di avere più tempo per pensare a quale strategia utilizzare. Toro, i pianeti stanno cominciando a sorridere e anche Urano sembra ben ingarbiato in maniera tale da non fare danni. Aspettate semplicemente che arrivino gli eventi che aspettate con tanta gioia nel cuore. Gemelli, le quadrature di Sole e Venere oggi vi chiariscono che forse è proprio il caso di non dare seguito a un rapporto che non vi sta dando troppe soddisfazioni. È meglio ritirarsi da imbattuti che non subire la sconfitta, protraendo quello che comunque è destinato a finire un po' su più fronti. Cancro, la vostra giornata oggi è una giornata piena di emozione. La Luna e Marte vi fanno andare su e giù con le emozioni, con la passione e anche con qualche rinuncia che dovrete fare se volete raggiungere un po' i vostri obiettivi che hanno a che fare sempre con gli affetti e con la famiglia e che però vi spronano a non nutrire amori illusori. Leone, la vostra giornata oggi è una giornata piena di grande azione, non vi lascerà un attimo stare in pausa. Probabilmente per voi Leone è finita una fase del cuore e siete pronti a innamorarvi di nuovo perché forse non sentite più il trasporto di prima per gli affetti presenti. Vergine, per voi è una giornata in cui i pianeti cominciano a sorridere perché la Terra sta godendo di tutta una serie di appoggi planetari per cui Toro, Vergine e Capricorno stanno veramente tornando alla ribalta in tutti i sensi. Ancora qualche incomprensione comunicativa e in amore un po' di tensione, ma è naturale quando ci si appresta a fare delle scelte molto importanti. Bilancia, per voi la situazione diventa un pochino più complicata. Luna e Marte vi devono convincere a cercare di aspettare un attimo delle tempistiche necessarie su accordi presi, per carità, però dovrete essere meno ansiosi. Scorpione, giornata oggi molto interessante, Luna e Marte compiono una magia d'amore. Sagittario, per voi oggi è una giornata molto importante, Venere e Sole
Devono decidere con Saturno e Nettuno se continuare nella via sentimentale che state seguendo oppure no. Non sarà semplice per alcuni né per altri, però sicuramente sono delle scelte che vi aiuteranno a stare meglio. Capricorno, per voi si fa sentire il calore del sole che tra poco sarà nei vostri gradi a darvi forza ed energia. Oggi invece Marte e Luna sono particolarmente dolci, passionali e intensi. Acquario, una giornata piena di suggestioni, di amici, di stimoli nuovi e anche di qualcosa che solletica profondamente il vostro senso di curiosità culturale e scientifica. In amore si tessono passioni veramente molto intriganti. Pesci, e beh, oggi siete uno dei segni più ad alto rischio, proprio perché Sole e Venere stanno battendo su Saturno e Nettuno per delle ragioni e per delle prove in amore oramai necessarie, quindi esigete dal partner la massima chiarezza. Subire una trasfusione nei secoli passati voleva dire nel 90% dei casi andare incontro alla morte. A fare chiarezza fu un biologo austriaco, Karl Landsteiner, che il 21 dicembre del 1900 scoprì che a distinguere i tipi di sangue era la capacità di agglomerare i globuli rossi, di qui la classificazione dei 4 gruppi sanguigni AB, AB e 0. L'espressione fare le scarpe è usata per indicare il danno o l'ingiustizia che qualcuno subisce per essere stato rimpiazzato da un'altra persona. Le origini di questa frase sono un po' controverse. Alcuni sostengono che derivi dal gergo militare, poiché si diceva che le scarpe dei soldati deceduti venivano poi riutilizzate dai vivi. Altri invece collegano questa espressione all'usanza del 1700 di vestire i defunti con calzature fatte appositamente. Il matto del giorno è il produttore cinematografico e regista Walt Disney, l'uomo che trasformò la fantasia in realtà. La sua follia a realizzare un cartone a lungometraggio fu interpretata da subito come atto di estrema stupidità. A corto di fondi si rivolse alla Banca d'America. Il funzionario rimase in silenzio a osservare gli spezzoni del film scorrere sullo schermo. Quando uscì dalla sala si azzardò a dire che quel folle progetto avrebbe fatto una barca di soldi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Insegna a tuo figlio a tacere, a parlare imparerà da solo. Grazie per averci seguito anche oggi, vi aspetto domani con una nuova puntata dell'Almanacco per iniziare sempre insieme un nuovo meraviglioso giorno. Buona giornata dalla vostra Martina.